29esima edizione del Consiglio Day dedicato agli emigranti, che, per decisione formale della Regione, dal 2018 è anche la giornata dei Veneti nel mondo, perché con 3.190.000 emigrati tra il 1866 e il 1990, il Veneto detiene purtroppo il primato della regione con maggiori flussi migratori. Tante le bandiere, soprattutto trevigiane, ma anche provenienti perfino da Canada e Nuova Zelanda. Per il raduno del Trevisani, che poi in realtà questa diventa anche la festa dei Veneti nel mondo, un momento per ritrovarsi insieme, tra l'altro adesso anche dopo la pandemia, quindi un ritorno importante in presenza per condividere, rivivere le esperienze, rivivere le emozioni di questi lunghi viaggi che portano in Consiglio gente da tutto il mondo, e tutti però con il DNA veneto e trevigiano che negli anni che furono li hanno portati o costretti ad andare ad emigrare in altri paesi. Giornata di festa e di ricordo, con il pensiero a quelli che, nei decenni or sono, dovettero lasciare le terre in cui erano nati e cresciuti, non per cercare fortuna, ma a volte semplicemente per avere qualcosa da mangiare.